Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parlerò di un'edizione speciale I Sette Pinguini e l'Avvocato Cerratini, che è una dispensa che potete trovare sempre gratuitamente nel sito www.ilcapitano.altervista.org ed è una dispensa appunto dedicata alla difesa dei confini italiani. Ritengo che sia il caso, se non proprio un dovere di ciascuno di noi, difendere i nostri confini. Qualcuno penserà e obietterà, ma siamo tutti fratelli, siamo tutti figli di Dio, siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti e io vi posso dire sì, assolutamente è così, però sappiate che in tempi difficili ci si dimentica di essere tutti fratelli e di essere tutti uguali, di avere tutti gli stessi diritti e nei momenti in cui si deve lottare o si deve lottare per un qualsiasi motivo o qualsiasi ragione, insomma, a prevalere è sempre quell'aspetto istintivo per cui ognuno difende poi se stesso, possibilmente la propria famiglia e le proprie persone care. Dunque, perché arrivare a quei punti quando la radionica ci viene incontro e lo fa anche egregiamente, potendo mettere fin da subito in funzione dei circuiti che lavoreranno nel silenzio e assolutamente funzioneranno. Ora, una cosa è importante da dire. Questi circuiti non hanno bisogno di cose particolari, ve li mostrerò, ma soltanto di poter agire con luce astrale, perciò di poter essere messi anche sulla sommità di qualche mobile, anche nascosti, purché abbiano uno spazio libero sulla superficie e così da poter emanare le loro onde di forma. Questi circuiti in particolare sono stati programmati per collaborare con i circuiti simili, perciò quanti più circuiti verranno sistemati nelle case qua e là all'interno della nostra patria, tanto più questi circuiti collaboreranno fra loro creando una maglia eterica che nell'astrale lavorerà come se fosse una grande rete, no? Dunque capite che più la maglia è fitta e stretta e più la difesa si fa resistente e robusta. Perciò se avete un posto dove collocare questi circuiti non ci pensate e metteteli. Veramente non si sa mai nella vita, è meglio averli e fare in modo che comincino a lavorare e che questa maglia si rafforzi, questo scudo, questa difesa si rinvigorisca nel tempo, perché all'ultimo minuto poi non hanno magari il tempo di creare questo scudo che invece ci auspichiamo che abbiano e che riescano a creare. Allora, io ve lo mostro, intanto la dispensa è questa, come vedete ci sono dei simpatici pinguini e la dispensa appunto si chiama I Sette Pinguini e l'Avvocato Cerratini. Non è un nome, come dire, indicativo di quello che è il contenuto, ma appunto dal momento che conosco cosa c'è qui dentro ve lo indico io e ve lo spiego, ora ve lo mostro. Salto qualche pagina iniziale dove comunque c'è un elenco dei circuiti che sono presenti in questa dispensa e dove ci sono comunque altre indicazioni, alcuni esempi didattici e veniamo al primo quadrante, la prima immagine che vi mostro è questo. Come vedete la croce cosmica, come vedete all'interno del quadrante che indica su cosa stiamo lavorando e su chi,
perché comprende tutti i segni grafici che sono all'interno del riquadro e li mette in sinergia e li fa operare. Dunque la croce cosmica con alcuni numeri cosmici estrapolati per la difesa dei confini, ancora una volta l'Italia in piccolo all'interno della croce cosmica, un richiamo rafforzativo, la Triskel e lo smagnetizzatore per mantenere sempre operativo e pulito il circuito. Dunque questo è importantissimo, un armonizzatore potentissimo, la croce cosmica ne ho già parlato in un'altra pillola, estremamente forte e è molto importante attivarla sia per la persona, per gli ambienti e tutto ciò che avete caro. Il quadrante successivo, anche questo è molto molto importante. Questo è un triangolo magico che in eterico è come una sega e taglia a livello eterico tutto il negativo, ma anche le forze che dovessero opporsi alla persona o all'Italia, in questo caso, perché come vedete è stato utilizzato la stessa struttura, il richiamo qui, la Triskel, lo smagnetizzatore e dunque la sega elettrica lavora, cioè la sega eterica lavora per tutelare anche gli attacchi occulti che possono essere rivolti all'Italia. Altro importantissimo scudo difensivo con la stella a 6 punte, dunque è una tutela dal punto di vista materiale e spirituale. Di nuovo i numeri cosmici che avevamo visto nella prima immagine, l'Italia, il rafforzativo, eccetera, la struttura si mantiene, l'emanatore a 3 cerchi che potenzia. D'accordo? Mi raccomando, stampateli, potete anche, se avete un corridoio o una parete spoglia, farne dei simpatici quadretti e esporli, oltre a essere carini, saranno utili. Allora, qua si ripete il triangolo magico, come vedete sono 2 versioni differenti. Ora vi mostro in dettaglio quest'altro perché quello di prima era lievemente diverso. Qui c'è il fiore della vita e dunque oltretutto impedisce che qualcosa blocchi tutto quello che appunto è il propositivo, nuova crescita, nuova linfa, nuova forza e tutto quello che raffigura la vita stessa. Dunque è una tutela forte anche per proprio le persone, gli ambienti familiari, eccetera. Questo è un altro importantissimo circuito. Come vedete è uno schema di protezione LAR, ricorda un po' le allerta, gli avvisi delle radiazioni, perché in effetti emana delle vibrazioni potentissime di protezione, poi c'è tutto intorno la stella a 6 punte e al solito al centro l'Italia, un rimando qui, la Triskel e lo smagnetizzatore. Importantissimo anche questo circuito, una difesa molto forte. Vi ricordo che tutti i circuiti sono stati programmati per emanare anche una difesa occulta e per collaborare fra loro come una rete, una maglia. Più circuiti abbiamo stampati, appesi, esposti, ma anche non a vista in Italia, e più questa maglia si infittisce e più tuteliamo i nostri cari, la nostra terra, eccetera. Il cervo bombardier, questo manco a starlo a spiegare, le losanghe sono una figura molto importante per quanto riguarda la radionica,
fa da scudo, essendo doppie, proteggono quello che è all'interno del cerchio, anche qui l'Italia, il richiamo qui, eccetera. Sono finiti qui i circuiti e i quadranti che insomma sono stati messi a disposizione per la tutela e la difesa dei nostri confini, ma delle persone che sono all'interno dell'Italia, dei nostri cari, dei nostri luoghi sacri, eccetera. Mi auguro che capiate l'importanza e la funzionalità di questi circuiti, che non esitiate a stamparli e a collocarli dove vi è possibile. Grazie per avermi ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima condivisione. Grazie con tutto il cuore dalla vostra Hildegarda.